E questa è la grande novità, soprattutto i giovani, soprattutto le scuole hanno bisogno di vedere, non più di leggere o di sentir raccontare. E qui si vedono dei veri corpi nella loro bellezza, nella loro complessità, nella loro forza e fragilità. Alle mie spalle il famoso uomo di Leonardo, nessuno, neanch'io, l'aveva mai visto come era fatto dentro, e questo è un piccolo segnale delle meraviglie che qui a Jesolo, a Real Bodies, è possibile ammirare. Un viaggio attraverso il corpo umano, il vero corpo umano, reso così da un processo scientifico che ci aiuta a scoprire come siamo fatti dalla riproduzione alla fine della vita. Una fortissima emozione, ma anche un grande momento educativo. Il corpo umano è quello che noi siamo, noi poi ci mettiamo emozioni, coscienza, spirito, ma dobbiamo capire come funzioniamo dal momento della riproduzione al momento della piena maturità, al momento eventuale della malattia. Questa è Real Bodies, la più grande mostra mai allestita al mondo, il cui testimonial è Alessandro Cecchi Paone. Dal 26 dicembre si potrà vedere a Jesolo. Qui si può vedere come la scienza medica ci ha reso sempre più vitali, sempre più longevi e sempre più sani. Però bisogna anche, seguendo le indicazioni che questi corpi danno, anche quando indicano le malattie che ci possono colpire, bisogna stare attenti a come si vive, a fare sport, a non fumare, a mangiare nel modo giusto. Parlare non basta. Vedere un polmone sano, bello, pulito, e un polmone annerito e indurito dal fumo, oppure devastato da un inevitabile susseguente tumore, è il modo migliore per far smettere chi fuma e per non far cominciare soprattutto i giovani che non fumano.